La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Ben ritrovati con la rubrica Friuli Lavoro qui negli studi di Telefriuli dopo diverse puntate fatte in esterna per mostrare la realtà delle imprese in Friuli Venezia Giulia e le filiali MAV del territorio in regione. Allora siamo in compagnia di Gianmarco Corsini che è il coordinatore ufficio paghi di MAV. Buonasera Corsini e benvenuto. Questa sera parleremo di welfare aziendale, in particolare delle novità del welfare aziendale, di quali opportunità fornisce ai datori di lavoro e ai lavoratori e alle lavoratrici per le imprese. Quando parliamo di welfare aziendale, in prima battuta parliamo di persone, parliamo di quel capitale umano sul quale si reggono le imprese, sul quale si regge il successo o la crisi di un'impresa, e il welfare apre a numerose opportunità sia dal punto di vista non economico che dal punto di vista economico. Dal punto di vista non economico possiamo evidenziare il fatto che il welfare possa fidelizzare maggiormente i dipendenti, diminuire il turnover, attrarre delle risorse da altre realtà aziendali, mentre dal punto di vista economico vi è un evidente vantaggio sia dal punto di vista del datore di lavoro che dal punto di vista del lavoratore. Se posso fare un esempio, immaginando un 1.000 euro di retribuzioni fornite in busta paga al lavoratore, 1.000 euro di retribuzione garantiscono circa 600 euro di netto in busta paga, mentre per quanto riguarda il costo aziendale rappresentano un costo di circa 1.400 euro. La stessa cifra invece erogata secondo un piano di welfare garantisce un netto in busta paga al dipendente di 1.000 euro e un costo aziendale di 1.000 euro, e quindi è chiaro ed evidente che vi è un risparmio sia dal punto di vista del lavoratore che dal punto di vista del datore di lavoro di circa il 40%. Ecco, questo esempio sicuramente è molto goloso sia per i datori di lavoro che per i lavoratori nelle aziende. Poi chiaramente c'è tutta anche la componente appunto che lei diceva che riguarda i benefici non economici. Chiederei anche quali sono gli strumenti con cui si applica un piano di welfare in azienda. Certamente, gli strumenti per iniziare un piano di welfare sono molteplici. La prima cosa importante è che introdurre un piano di welfare significa avere attenzione a quello che è un bilanciamento tra la vita familiare e la vita lavorativa, e quindi sempre e comunque un'attenzione alla persona. Di conseguenza poi per introdurre un piano di welfare è necessario analizzare i bisogni, mappare i bisogni stessi, redigere un piano di welfare, comunicare il piano di welfare ai propri dipendenti in maniera efficace ed efficiente ed in ultima analisi mappare i risultati dell'introduzione di questo piano di welfare. Ecco, ma poi nel dettaglio Corsini, in che modo MAV presenta al mondo delle aziende un piano di welfare e in che modo anche supporta le aziende a implementare un piano di welfare? MAV, grazie al supporto di professionisti qualificati, da sempre garantisce un costante aggiornamento rispetto a questo tema ai propri clienti attraverso dei workshop e attraverso degli interventi mirati, nel senso che noi professionisti andiamo nelle aziende dei nostri clienti e li supportiamo nell'implementazione di piani di welfare, creando degli appositi strumenti ad hoc per ogni realtà aziendale. Bene, ringraziamo il dottor Corsini e ci vediamo fra una settimana con un'altra puntata di Friuli Lavoro. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.